Mister Greco, al termine del pareggio contro il Pontedera 0-0, le avete provate tutte, vi è mancata davvero solo la parola perché paradossalmente siete stati forse la miglior Torres vista in questo inizio di stagione. Sì, grande partita secondo me, grande qualità, intensità, è mancato solo il gol. Secondo me è stata una, se non la migliore, una tra le migliori prestazioni che hanno fatto i ragazzi, quindi ripeto, ho fatto i complimenti a loro, ho detto di stare tranquilli, di continuare a giocare così, perché secondo me se continuiamo a giocare in questo modo ne vinciamo tante di partite. Ecco, secondo pareggio consecutivo, ora bisogna essere anche bravi, come lei aveva detto un po' di settimane fa, non diamo nulla per scontato. Secondo pareggio consecutivo bisogna iniziare a capire che va anche bene questo andamento. No, ma ripeto, io guardo le prestazioni e dopo una prestazione del genere, in una partita dove non riesci a far gol e rischi, poi sono quelle partite che poi mezzo tiro in porta, prendi gol e rischi anche di perderle, perché poi bisogna stare attenti quando ci stanno queste cose. E quindi io guardo le prestazioni e ripeto, se continuiamo a fare queste prestazioni, secondo me i risultati li abbiamo ottenuti, ma ne arriveranno altri. Mister oggi non aveva Ida, non aveva Giorico, non aveva Liviero e ha trovato però un Mastino che è ritornato indietro in mezzo al campo e ha guidato davvero la squadra da trascinatore, sta trovando delle risposte importanti anche da Fabriani a livello difensivo, quindi comunque sia è abbastanza positiva nonostante l'emergenza ragazzi. Sì, vabbè, Fabriani ormai, voglio dire, lo sappiamo, è un ragazzo che in questo ruolo secondo me può fare bene anche in futuro, proprio parlo a livello personale suo. Peppe ha fatto secondo me una grande partita e una grande partita ha fatto Kujabi perché secondo me questa è stata un'idea che ci è venuta giovedì e quindi non ha avuto neanche tanto tempo per lavorarci e secondo me ha fatto una grande partita. Ecco, recupererà qualcuno degli infortunati per pescare? Speriamo, vediamo, speriamo Giorico e Liviero, ci abbiamo 3 giorni, vedremo insomma. Ecco, guardando al Pescara, sfida di fascino ovviamente, sfida anche di alta classifica, forse anche il miglior banco di prova per questa storia che continua a giocare così bene, bisogna giocare bene anche la Lega. Sì, sì, chiaramente incontriamo una squadra insomma, che sappiamo come entra in campo, che mentalità entra in campo, quindi servirà un'altra prestazione di spessore e cercheremo di fare la nostra partita con il nostro atteggiamento. Ecco, l'ultima per me, forse si poteva fare un cambio diverso in attacco un po' prima, non lo so. Sì, ho capito, però cioè, È una mister, bisogna farle lo sa. a parte qui sembra, non è che si fanno i cambi tanto per fare i cambi, perché, e non è detto che poi fai i cambi e indovini i cambi, perché ho levato Gigi che ha fatto una grande partita secondo me, però tra me e me metto dentro Coglino, un guizzo, un'intuizione, uno contro uno, poi uno va anche a sensazioni, no? Poi chiaramente se fai, se, ma è il paradiso dei fregnoni, si dice a Roma. Max Canzi al termine del pareggio 0-0 Venezia contro la Torres. Max, è stata una partita sicuramente dove avete sofferto, alla fine trovate un punto a casa che vi dà continuità, siete stati bravi, forse anche fortunati non so io. Ma sì, siamo arrivati con l'idea di provare a giocarcela, poi sinceramente la Torres oggi era veramente, veramente forte, nel senso che attaccavano, era veramente difficile, attacchi alla profondità molto 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 duri, molto ripetuti, quindi è stata veramente tosta, è stata difficile, abbiamo cercato di mettere la testa fuori ogni tanto, qualche volta ci siamo riusciti, in contropiede qualche volta non siamo riusciti a esprimere il gioco che normalmente proviamo a esprimere, ma credo decisamente più per meriti della Torres che per dei meriti nostri. Ecco, guardando però a voi, appunto diciamo è un pareggio che vi dà continuità, che era quello che forse vi serviva. È un ottimo punto, innanzitutto è 2 partite che non prendiamo gol, questa è una cosa importantissima contro una squadra che ne aveva fatti 18 se non sbaglio fino adesso, quindi credo un'ottima prestazione, una squadra come noi non può prescindere dalla capacità di saper soffrire tutti insieme, quindi oggi l'abbiamo fatto, scherzavo prima con Mister Greco che insomma alla fine nell'ultima azione a tempo scaduto abbiamo rischiato anche di fare il delitto perfetto, le partite a volte finiscono in maniera strana, però insomma, credo che noi siamo contenti, almeno io sono molto soddisfatto della prestazione dei miei contro una squadra come la Torres in questo momento, che è una squadra veramente forte, in uno stadio meraviglioso con un pubblico stupendo come questo, sinceramente
abbiamo fatto un'ottima partita che ci dà continuità e che ci fa lavorare. Ecco Max, non sei stato da noi e hai parlato prima vorrei riscoprirla un po' questa cosa, secondo te abbiamo provato a fare delle domande sulle reali ambizioni che fa per questa rosa, oggi l'hai affrontata, che impressione ti ha fatto? Beh, sicuramente una squadra che esprime un ottimo calcio, ha grande forza, è molto quadrata in tutti i reparti, quindi credo che sia una squadra che possa dire la sua per tutto il campionato. Ecco, ma so che sei pignolo, quindi secondo te qual è l'aspetto dove oggi dovevate lavorare un pochino di più o un pochino meglio? In attacco a momenti faticavate a trovare, pure avevate una corsia sugli arnesi che funzionava. No, guarda, sicuramente nel primo tempo non abbiamo avuto tanto coraggio, credo abbiamo sofferto un po' lo stadio, non abbiamo avuto il coraggio che di solito abbiamo di giocare. Infatti mi sono arrabbiato tanto perché continuavamo a buttare palla lunga e facevamo fatica a giocare. Dopodiché a un certo punto è diventato necessario, ma all'inizio nel primo tempo avremmo potuto giocare di più, però sinceramente va bene così, insomma, non si può pretendere di dominare sempre il gioco, oggi non l'abbiamo fatto, forse è la prima volta dall'inizio dell'anno in cui subiamo tanto, va bene così, bisogna anche saper soffrire, oggi abbiamo sofferto tanto, bene e insieme. Giuseppe Mastino, Giuseppe, avete fatto una partita quasi perfetta perché vi è mancato solo il gol per riuscire a vincere contro il Pontedera. Tu a livello personale sei tornato qualche metro più indietro rispetto alle ultime uscite, oggi però hai fatto 90 minuti anche importanti del profilo atletico e di fiducia, credo. Sì, hai detto bene, quasi, perché sarebbe bastato qualche centimetro in più, dai, insomma, che secondo me guadagni con convinzione, però credo che non possiamo recriminare niente perché l'atteggiamento è stato quello giusto, la preparazione alla gara è stata quella giusta. È una prestazione dal quale dobbiamo prendere solo le cose positive, anche perché negative ce ne sono state ben poche. Forse l'unico tiro in porta del Pontedera che potevamo evitare, perché il calcio ci insegna che queste partite dove attacchi non riesci a segnare, molte volte le perdi. Un altro sinonimo di maturità è che siamo riusciti comunque a non perderla nonostante la loro buona occasione. Ci prendiamo questo punto e è quello che ne consegue. Ecco, voi avete parlato di maturità, ti faccio una domanda proprio sotto questo aspetto, perché avete fatto un inizio di stagione perfetto, cavalcando sull'entusiasmo, no? Anche gli episodi giravano tutti a favore della Torres, 2 pareggi, ora bisogna essere bravi anche oltre alla prestazione, magari non lasciar vincere il rammarico, ma più la voglia di continuare su quel buon inizio quando magari i risultati iniziano ad arrivare. Sì, io penso che il nostro inizio sia dovuto specialmente alla leggerezza con la quale abbiamo affrontato queste prime partite, che non significa superficialità, ma leggerezza, perché non dobbiamo dimostrare niente, non abbiamo sicuramente l'obiettivo di vincere il campionato a gennaio e neanche a giugno. Dobbiamo cavalcare quelle che sono le nostre convinzioni, che partita dopo partita si stanno rafforzando sempre di più. È normale che dopo 7 vittorie di fila questi 2 pareggi per qualcuno possano sembrare una battuta d'arresto. Per me no, perché sono venuti uno contro una squadra costruita per salire subito, un altro con una squadra in piena fiducia, visto che, se non ricordo male, ha vinto 4-0 l'ultima partita e oggi ha sorpassato la metà campo 2 volte. Quindi, come ho detto prima, prendiamo ancora più consapevolezza di quelle che sono le nostre armi e lavoriamo su quelle e continuiamo sulla nostra strada. Ecco, prossima avversaria sulla vostra strada, Pescara, una sfida comunque dal sapore anche importante. Pescara ha abituato a categorie che tu conosci anche bene, forse anche la gara migliore, cioè giocare subito per provare a cavalcare questo entusiasmo e anche la voglia magari di sbloccarsi. Sì, assolutamente. Quando c'è la settimana con l'infrasettimanale, io penso che si veda quel qualcosa in più che ogni squadra riesce a tirare fuori, perché c'è poco tempo per prepararle, allora entri in campo e giochi con un pochino meno tatticismi, c'è poco tempo per organizzarti, quindi magari qualche cambio da entrambe le parti e allora vengono fuori solitamente delle belle partite. Sicuramente col Pescara di Zeman tutti sono abituati a vedere un calcio spumeggiante, io penso che chi sta guardando la Torres si stia divertendo e allora sarà sicuramente una bella partita. Dobbiamo affrontarla nella maniera più, come dire,
dobbiamo essere concentrati, ecco, perché è un attimo che in partite così, in stadi così, c'è la beffa dietro l'angolo, ecco, ma non è una squadra che può fare questo passo falso. Paolo D'Avento al termine del pareggio 0-0 tra Torres e Montelera, una partita dove davvero è mancato solo il gol, diceva anche il mister, avete dominato, non siete riusciti a vincere, però comunque continua questa striscia di imbattibilità, continua questa striscia di grandi prestazioni alla Torres. No, è una partita che tralasciando solo il punto conquistato ci dà sicurezza, ci dà consapevolezza che siamo una squadra buona che può fare un gran campionato. Abbiamo fatto una partita molto propositiva, abbiamo spinto sino all'ultimo, niente, ci è mancato solo il gol, ma queste sono le partite che dobbiamo fare, dobbiamo giocare così, poi i punti verranno. Ecco, dovete giocare così, nel finale avete anche rischiato, avete fatto un gran salvataggio sulla linea per evitare la perdita. Sì, sono le classiche partite trappola, perché poi ti senti sicuro, perché comunque loro hanno creato poco e niente, sono arrivati poco dentro l'area, però basta una volta e ci possono far male. Infatti alla fine ci è andata bene, dobbiamo cercare di capire che magari negli ultimi minuti sì, dobbiamo provarla a vincere sicuramente, ma dobbiamo sempre stare equilibrati. Ecco, Idda, Antonelli e D'Amento sembrava una filastrocca, anche se vi conoscete da solo questa stagione insieme alla Torres. Lo perdete, Riccardo Idda, lo vede anche il mister, deve probabilmente operarsi alla mano, è una partita importante per questa difesa. Sì, Ricky ci sta dando una grossa mano da quando è arrivato, oltre che dentro al campo è un bravissimo ragazzo, si allena sempre alla grande, ma quelli che stanno giocando al posto suo stanno facendo bene, come Fabriani, anche Siniega che ha giocato poco. Sono ragazzi che comunque avranno il loro minutaggio e si allenano sempre bene. Niente, sono sicuro che quando giocheranno, quando verranno chiamati in causa, faranno bene. Ecco, si gioca subito per da Pescara, una partita molto complicata che forse ci dirà ancora di più di quello che può ambire la Torres in stagione. No, bella partita, bell'ambientino sicuramente, contro un allenatore che fa del gioco e dell'agonismo e della corsa al suo cavallo di battaglia, quindi niente, andiamo lì ma a giocarcela con tutti come abbiamo fatto a Perugia, come faremo in ogni trasferta. Noi, ripeto, oggi abbiamo avuto la conferma che siamo una squadra tosta da affrontare e che può mettere in difficoltà tutti. Quando si vince, chi vince ha sempre ragione, quindi inutile commentare. Io sono orgoglioso della squadra perché secondo me abbiamo avuto le nostre opportunità per far gol, siamo stati competitivi, il risultato non ci piace perché secondo me potevamo meritare qualcosa in più, però poi, come ti ho detto prima, chi vince ha sempre ragione, ma non ho nulla da recriminare e da dire ai miei ragazzi, tranne che magari si può essere più concreti, più cinici in alcuni momenti. Tatticamente la rigiocherebbe così? Ma noi secondo me abbiamo concesso poco, siamo stati anche bravi nel primo tempo a uscire da alcune pressioni, mi aspettavo che il mister facesse una cosa del genere e non abbiamo sofferto nulla tranne un cross nel primo tempo, se non sbaglio, il colpo di destra della parata di Rinaldi, e noi abbiamo avuto diverse occasioni al limite dell'area per puntare 1 contro 1 con giocatori che hanno qualità per farlo. Per me è stata una partita molto equilibrata, tattica in alcuni momenti della gara, e poi c'è stato l'episodio che ha cambiato il risultato. La sostituito? Sostituito perché giochiamo 5 partite in 2 settimane, c'è da ragionare su più cose. In quel momento lì, secondo me, in mezzo al campo stavamo soffrendo perché con i 2 mediani, La Rosa e Roby Bianco, avevano corso molto e volevo comunque coprire l'esterno per poi ripartire, per comunque giocare a piede invertito, per essere più aggressivo con i 3 difensori loro e avere più possesso e palleggio. E ho scelto Daniele in funzione anche poi di quello che è il percorso nostro che ci aspetta. Come l'ha ritrovato il suo ex allenatore Claudia? Ma è prammatico come sempre, difficile da affrontare e me lo aspettavo come l'ho conosciuto.
Mister, una vittoria che vale più di 3 punti. Una vittoria che ci dà continuità, vittoria arrivata contro seconda settimana di fila che affrontiamo la prima in classifica. Veramente devo dare un grande applauso a questi ragazzi che non mollano mai, stanno diventando un gruppo granitico, stanno riuscendo ad esprimere al massimo tutte quelle che sono le qualità che ci devono rappresentare, e quindi grandissimo merito a loro che non hanno mai mollato. La sfida tra il miglior attacco e la miglior difesa del girone alla fine è riuscito a spuntarla la costa orientale sarda. Cosa ha fatto la differenza? Ha fatto la differenza probabilmente gli ultimi 20 minuti, dove noi, pur molto sbilanciati tatticamente, siamo riusciti comunque a cambiare passo, a cambiare il ritmo e a creare tante situazioni importanti dentro la loro area. Differenza che noi tutt'oggi rimarremo sicuramente la peggior difesa, ma comunque sia rimaniamo anche sicuramente il miglior attacco, e probabilmente nell'indole di questa squadra c'è quella di giocare un calcio molto propositivo, perlomeno molto offensivo. Dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto, perché poi a campionato inoltrato tenere questo tipo di equilibrio non sarà facile, quindi lavoreremo ogni settimana per continuare a fare tanti gol, ma subirne sicuramente di meno. A quale parte della classifica ora è rivolto il suo sguardo? No, il mio sguardo è rivolto sempre a quei 42-43 punti che ci danno la nostra permanenza in categoria, che è fondamentale per lo sviluppo di questo progetto che ogni settimana cresce. Veramente orgogliosi di aver portato tutta questa gente al campo, che per noi è tantissima, di averli sentiti seguire la partita in modo caloroso, di averci incoraggiato. Si sta creando un ambiente veramente bello, tantissimi bambini. Diciamo che sono un po' quelle che sono le fondamenta del nostro progetto, la categoria per tenere alto il livello anche organizzativo è fondamentale, e quindi pensiamo che ci mancano 30 punti a salvarci, che è la cosa più importante. La classifica alla settima giornata sarebbe stupido guardare. È contento della prestazione? Sono contento del secondo tempo, alla fine del primo tempo ero molto arrabbiato, perché hanno fatto una partita da individualisti e non pensando alla squadra. Nel momento in cui si sono messi a giocare di squadra hanno dominato la partita, e questo deve essere un insegnamento importante per tutti. Alessandro Aloia è arrivato al 5° gol stagionale, ti confermi una conferma per l'attacco giallo-blu? Sì, oggi è arrivato il gol, ma soprattutto sono contento perché è arrivata una grande vittoria contro una grande squadra e ci permette di lavorare col morale alto. Oltre i 3 punti, cosa porti a casa di questa gara? È stata una squadra, abbiamo giocato prima di tutto da squadra vera, non abbiamo mai mollato, infatti siamo andati sotto e poi fino all'ultimo secondo abbiamo cercato la vittoria, e così è stato. Quindi cosa ha premiato? È premiato il gruppo, perché ci abbiamo creduto tutti insieme, dal primo al 20° giocatore. La prossima dovete andare ad Ardea, come affronterete la trasferta e la gara? Allora, già da martedì il mister e il suo staff ci faranno lavorare seriamente, e ci diranno come l'Ardea gioca e ci metteranno in modo di fare tutto il possibile nei migliori dei modi. Andiamo col morale alto e cercheremo di vincere, però l'importante è non perdere. Notte prima degli esami, ha scritto ieri sui social la società portodanzese. È in effetti un esame di maturità quello di oggi, per prendere ancora più consapevolezza di non essere una matricola, ma una vera e propria protagonista della Serie D. Benvenuti al Bruschini, amici di Fanner. Il momento della verità è arrivato. Anzio, Sassari latte dolce. Veramente cresciuto tanto. Giordani, dai e vai con Italy. Ancora Italy, poi la perde. Manca il contatto col pallone, arriva Gennari di forza. Gennari con il destro, è il primo squillo dell'Anzio in questo match. Altro cross all'indietro, stop e tiro del numero 8 che si stampa sulla traversa. Poi il pallone rimane vivo. Ancora occasione per il destro in porta. Ha segnato il Sassari latte dolce, che passa avanti al 9° minuto di gioco. Qui al Bruschini, scivolata di D'Amato a tenere vivo. Giordani,
studia la situazione, sposta il pallone. Marco Giordani. Calcia in porta, Giordani a giro, traversa dal nulla, sveglia Lazio Marco Giordani. Arriva il fischio, Giordani tagliato! Ancora lui, Marco Giordani, sul tocco di Sirignano che mette dentro il pallone dell'1-1. In difficoltà con un giocatore come Galati. Gran lavoro qui dei Muscas che passa nello stretto e va via dal traffico. Appoggio per Fayet che carica i giri. Decisamente meglio centralmente il 7 che qui va vicino al gol del 2-1. Biancorossi in area di rigore. Si è spostato Pietro Bencivenga. Arriva il cross di Lilli. Secondo palo, rimessa all'indietro per Giordani che si coordina e calcia. Potenza, ma il pallone finisce sopra la traversa di Congiunti. Prima di lui Pireddu. Meno dopo, bravo nel gestire. Allora Giordani allarga per Bencivenga, c'è tanto campo per Lazio, occupa l'area Giordani, altro legno del numero 11, poi ancora Gennari sulla barriera. Occhio al movimento qui a liberarsi di Saba, cross verso il secondo palo, stoppa Fayet indisturbato, mancino di Fayet, se lo dimentica la difesa del Lazio che resta immobile. E il numero 7 mette dentro il 2-1. Chiede Pireddu da quest'altra parte. Aru insiste a sinistra. Pallone sulla corsa per il numero 3. Entra in area, la finta, il cross teso. Non tocca nessuno, però arriva per Fayet che la riappoggia all'indietro. Altro destro, allontana la difesa del Lazio. Catarinozzi e De Marco. Ma c'è ancora Emo in area di rigore. Altro appoggio per Piga, fuori per l'altra conclusione. Arriva il gol del 3-1 del Latte Dolce. La doppietta per Piga. Che giornata del numero 6, 3-1. Amato Giordani, petto, De Marco, non si fila della conclusione, allarga l'intervento per Bencivenga, Pietro Bencivenga, sempre lui. 19, Catarinozzi, guarda in mezzo, cross basso, Giordani la sponda per De Marco, stoppa De Marco, arriva Giordani al volo, la tiene viva, occhio a Galati, sterza, Galati stringe il tiro e lo smorza per Congiunti da parte di De Gennari. È finito il match del Bruschini, il Sassari Latte Dolce riesce ad espugnare in casa Lazio, a vincere 3-2. Rientreranno in linea, così parte Marotta, un cenno con la testa sul secondo palo per il gran colpo di testa, il pallone è entrato e c'è la rete che ha spedito il pallone nel sacco. Classe 2004. Emanuele ha un'autostrada davanti, Melis lo trattiene, prova il rasoterra, Emanuele fa ripartire i suoi, triangolazione tra Meliglio e Mancini, prova ad andarsene con Ferrari per vie centrali, il centravanti ha spazio per accomodarsi la sfera, la rete! A Ferrari va a morire nell'angolino! Alla destra di Fusco, una ripartenza fulminea. La rotazione della munizione, attendiamo il fischio, che arriva adesso Meliglio sul secondo palo, dove sbuca Emanuele. Come detto, con Fiorelli centrale, Fanguà adesso da destra cerca spazio per calcio di rigore, addirittura calcio di rigore in favore dell'Atletico Uni. Minuti di recupero, intanto 2 minuti di recupero. Il direttore di gara parte Attili per vie centrali, trova la rete. Dunque al 45esimo esatto, Attili, 7 minuti, si va al riposo sul parziale di 2-1. La prima parte di questo match con il Sama. Ok, risposta. L'arbitro era abbastanza coperto per valutare l'esatta entità del fischio. La massima 15, siamo già comunque in battute di minuti senatabili da una parte e dall'altra. Un certo scambio di convenire di minuti, si resta però ai limiti del regolamento. La punta in orizzontale per Ferrari, prova la sbaglia e la rete! Maimone!
Arriva anche il rimbrotto da mister Giampà. Fiorelli, lato corto dell'area di rigore, prova a dribblare il pallone che danza davanti. Numero 7. Cross, Ferrari svetta, dove c'è però Esposito che può rimettere al centro un controcross, incerto Cevers della circostanza, poi fa di testa, poi Allegretti la difende bene, può ripartire dall'altro lato Emanuel Cuomo, il pallone è ottimo per Cuomo, se ne va Cuomo, prova ad andarsene, ha un difensore davanti a sé strattonato, cerca compagni liberi, trova in Allegretti il diagonale, spreca malamente il Meco. Si fa anticipare, poi recupera però palla su Esposito, ancora Cuomo, prova ad andarsene tra tre avversari, il classe 2002, ha spazio, Allegretti, limite dell'area, cerca lo spazio, la rete, si fa perdonare, con le maglie numero Cross Cevers a vuoto, Piga non riesce a tirare, è rimasto un calciatore a terra, ci prova Piga. Cevers, occasione per un paio di uscite ingenue, sul calcio di rigore, successo forse generosamente, può bastare così, dice il signor Alessandro Femia della sezione di Locri. San Marzano 4, Atletico Uri, gli attivi che aveva accorciato le distanze per il parziale 2, Casalini del San Marzano nel campionato di Serie D, girone. Amici di Directa Sport, benvenuti a Budoni. Le immagini vi arrivano in diretta dallo stadio comunale Pincelli, quartier generale del Budoni, pronto ad ospitare la 7ª giornata del girone G di Serie D. In Sardegna arriva il Gladiator. Chieti ancora. Taglio di Messina, servito invece Mancini, prova a girarsi su Santoro, passa bene Mancini, può entrare in area da sinistra, converge e mette dentro Cassata. Era tutto buono ma non è arrivato il numero 17, Marano fa su questo pallone. Batte subito alla ricerca di Mancini, mette il cross col sinistro, arriva Finizio che si coordina, solo esterno della rete. Gamba alta, ma solo pallone per Mancini. Stefanoni con la testa di ritorno da Santoro, spazio per il cross, palla che arriva, non c'è nulla, c'è comunque la possibilità per Lancioni che col sinistro non trova la porta, grandissima occasione per il vantaggio del Budoni, ma si resta 0-0. Prova a offrire una soluzione Ortenzi. Raimo lungo, linea da Lancioni, non è una brutta idea, un altro passo, Lancioni entra in area, mette il cross, che salvataggio di Chietti, come un gol, il pallone respinto da Chietti, c'era Stefanoni pronto al tapino a porta vuota. C'è rimessa lunga, va invece da Lancioni raddoppiato, Mancini non arriva su questo pallone, Santoro lo mette dentro e poi Ortenzi, palla deviata, calcio d'angolo, continua a bussare il Budoni. Una Gueye che si muove al centro dell'area. Arriva adesso il corner di Santoro, Assumani, tocca a lui per ultimo e in vantaggio al Budoni, 1-0. Corner perfetto di Giacomo Santoro. Chietti ancora alla ricerca di Messina, il pallone rientra dalle parti del numero 21 che di prima prova a servire il proprio centroavanti. Demoleon ha capito, qui però Marano regala palla a Cassata in area, Cassata mette il cross, Farris allontana ma non del tutto, ancora Cassata, gran dribbling, Cassata! La palla attraversa tutta l'area di rigore, grande occasione per l'1-1 Gladiator. Ortenzi mette il cross, Gueye, palla larga ancora per Cassata, prova a imbucare verso Spinozzi, Farris non perfetto, arriva Messina, la migliore occasione del primo tempo sul destro del numero 11.
stacca Gueye, il pallone preciso per Lancioni, tiene palla e va da Raimo. Bel cambio di gioco del numero 3, spazio per Santoro, ha visto Stefanoni, entra in area il numero 7. Ancora Stefanoni, riesce nel dribbling, mette anche il cross, palla verso il secondo palo. Finizio con la testa in corner, si vede anche il Budoni dopo 9 minuti. Onesto lo molla Stefanoni, Onesto mette comunque il cross, Stagliano l'aveva parata Marano, ma è tutto fermo. E allora Ortensi, Raimo, si fa vedere Lancioni, Raimo è più ambizioso, va da Gueye, stop col petto. E allora Ortensi, Raimo con spazio, il numero 3, occhio perché pensa al tiro, Raimo! Mamma mia che gol! È 2-0 per il Budoni, mancino devastante di Raimo. Assumani con la testa, Stagliano a duello con Bammaccaro, il pallone di Messina diventa buono per Mancini, possibilità di andare da Cassata. Tutto fermo, anzi no, il guardalinee corre verso la metà campo, è tutto buono, è 2-1 per il Budoni, ma c'è gol del Gladiator, ha segnato Cassata, dimezza immediatamente lo svantaggio la formazione di Pezzella. Cone con la testa per Castaldo che restituisce, ancora Cone, sta arrivando anche Battistelli, Cone va da solo, taglia verso il centro, Cone con l'esterno, dentro verso Mancini, Marano in uscita con i pugni. Un rinvio di Marano, Gueye con la testa non riesce a trovare Spano, poi non controlla questa palla, allora Cone di prima la ricerca di Castaldo, Farris col destro, il palo colpito da Coratella, che occasione per il 2-2, se l'era inventato il numero 9. Già rimesso in gioco con Spano che calcia, gran parata qui di Campana. Altro pallone lungo alla ricerca di Coratella, colpo di testa del numero 9, Mansi prova ad alimentare l'azione offensiva ma non riesce, allora Sajemi, Parano tiene il pallone, ancora Speranze Gladiator, il lancio di Chietti, Mansi saltato, Castaldo no, mette dentro questo pallone, Demoleo non interviene, calcio di rigore per il Gladiator, fallo di mano dentro l'area. Momento chiave della partita. E allora si può battere. Parte Castaldo! Azzecca l'angolo Marano ma non basta. È 2-2. Rigore chirurgico di Castaldo. Marano era riuscito ad intuire, non è riuscito invece a metterci la mano. La palla gonfia la rete ed è 2-2. Fischia 3 volte Benestante, basta così a Budoni. Gladiator va in archivio sul punteggio di 2-2.